Inaugurata stamane la nuova sede dell'INPS qui ad Agrigento, un momento che segna un traguardo più importante dell'Istituto di Previdenza Sociale qui ad Agrigento. Sì, siamo a 2/3 dell'opera in Sicilia. Con Agrigento siamo la sesta sede che viene integrata, ma non solo dal punto di vista logistico, ma dal punto di vista organizzativo, con la gestione pubblica. Se prima avevamo gli uffici dell'INPDAP e gli uffici dell'INPS separati, oggi abbiamo un'unica direzione provinciale dove vengono gestiti i servizi ed erogati i servizi sia della gestione privata che della gestione pubblica. In questa sede è allocata l'agenzia interna, alias l'ufficio in generale che eroga servizi su domanda dell'interessato. Qui ci sono gli sportelli della gestione pubblica, ci sono gli sportelli della gestione privata. Con l'inaugurazione di oggi si amplificano i servizi dell'INPS, istituto sempre più vicino al cittadino. Sì, ha detto bene, quindi dal 3 di ottobre noi siamo la direzione provinciale integrata gestione pubblica e gestione privata, per intenderci ex INPDAP e INPS. In questi locali che abbiamo stamattina inaugurato è allocata l'agenzia interna. Daremo i servizi relativamente alle linee di prodotto per l'utenza, in modo particolare, ripetiamo, sono le pensioni sia pubbliche che private, il credito e welfare per quanto riguarda la gestione pubblica, le prestazioni a sostegno del reddito, tutto quello che è l'impatto diretto a richiesta di servizio con l'utenza. Viceversa in via Picone noi abbiamo allocato e integrato anche una gestione pubblica e una gestione privata a prescindere dalla richiesta di servizio dell'utenza. Sono lavorazioni che noi facciamo a ciclo continuo in modo che quando l'utente richiede il servizio la posizione è aggiornata e quindi siamo nelle condizioni di dare immediatamente il servizio, cioè la pensione o altro all'utente. In più nei locali di via Picone noi stiamo allestendo il piano terra liberato dall'agenzia che prima era per la gestione privata in via Picone, lo stiamo ristrutturando per allocarvi l'area professionale centro medico legale e al primo piano l'ufficio legale.